Con la mostra di Roberto Floreani, che è uno degli artisti astratti sicuramente più maturi del panorama italiano, continua quella che abbiamo definito come una sfida tra gli ambienti dell'ala napoleonica di Palazzo Te e l'arte moderna in generale. E quindi un altro appuntamento assolutamente mirato, anche perché l'arte di Roberto Floreani è un'arte mirata, nel senso che le sue mostre sono sempre molto pensate, meditate e curate in modo da creare proprio questi vincoli tra la sede che le riceve e la sua espressività artistica. Una mostra credo che non mancherà di stupire i mantovani. Questo è un progetto realizzato appositamente per gli spazi di Palazzo Te e che può essere considerata una continuazione diretta della mia sala personale della Biennale di Venezia del 2009 e del progetto che realizzai al Museo Maga di Gallarate nel 2011. E lo sviluppo delle 51 opere che compongono il progetto ha una sua centralità in un'opera particolare e in questo caso è questa installazione di 30 opere che titola la mostra, che si chiama effettivamente La pietra al cerchio. Caratteristica di questo progetto ulteriore è che vengono riassunte, seppur elaborate, molte delle tematiche che ho elaborato negli ultimi 4-5 anni, mettendole a confronto una con l'altra. Il concentrico nasce comunque così come titolato e che è diventato un po' la sigla del mio lavoro. In questo caso stanno prendendo anche colorature diverse, per cui il concentrico fino ad oggi era o del colore del quadro o bianco, invece in queste mostre ce ne sono di neri e ce ne sono di colorati, quindi diciamo che sta prendendo anche, si sta amalgamando all'interno del lavoro in un modo differente.